35esima edizione della mostra dei prodotti agroalimentari autunnali dell'area iberica. È una manifestazione importante non solamente per Noventa Vicentina ma per tutto il territorio dell'area iberica, ma oserei dire anche a livello ormai regionale, perché qui abbiamo produttori, agricoltori e associazioni di categoria che richiamano un pubblico proveniente anche dalle province di Padova e di Verona e credo un po' da tutta parte del Veneto, quindi veramente è un impegno importante di tutte quante le associazioni di categoria, ma che vogliono premiare un territorio molto più vasto di quello di Noventa Vicentina. Devo ovviamente ringraziare i tanti organizzatori, ma senza gli sponsor sarebbe stato molto difficile, anzi non sarebbe stato impossibile organizzare questa manifestazione. Sponsor importanti quali Banca Prealpi San Biagio, che a Noventa Vicentina ha una filiale e che ha voluto sostenere non solamente questa importante manifestazione, ma tutto quanto la serie di eventi, il programma degli eventi dell'estate fino ad oggi. Una mostra importantissima questa Noventa Vicentina, una mostra chiamata impropriamente dei prodotti agroalimentari, perché oggi in esposizione abbiamo le vere eccellenze del nostro territorio, eccellenze che fanno grande la nostra Italia nel mondo e che vanno tutelate. Va tutelato il Made in Italy, va detto un no fermo al Nutri-Score, proprio per riuscire a garantire anche a tutti i nostri imprenditori agricoli la soddisfazione e vedere ben retribuito quello che è l'impegno, la determinazione che appunto ha portato alla produzione di queste eccellenze. L'Ufficio Agricoltura di Banca Prealpi San Biagio oggi non poteva non essere presente a questa importante manifestazione che si svolge a Noventa Vicentina. La nostra presenza qua, oltre al fatto che ci sono anche i colleghi della filiale, rimarca proprio quella che è la vicinanza di una banca di credito cooperativo al territorio. Abbiamo la fortuna di avere un presidente, Carlo Antiga, un consiglio di amministrazione e una direzione generale che credono nell'agricoltura, che credono nei valori che l'agricoltura porta, non solo economici ma anche morali nel territorio. È una banca di credito cooperativo che investe molto sull'agricoltura, ma non solo condividendo le idee di sviluppo anche dal punto di vista economico delle aziende agricole, supportando economicamente manifestazioni come questa, ma è una banca che sta anche investendo molto sulla ricerca. Effettivamente la banca sta sponsorizzando studi sull'utilizzo ad esempio degli ultravioletti nella lotta alle malattie fungine di alcune piante, per andare verso quella che è la direttiva europea che vuole nell'arco di breve tempo dimezzare l'utilizzo dei principi attivi chimici in agricoltura. Quindi è una banca che è vicina al territorio, alle aziende e a tutti quelli che sono i componenti della filiera agroindustriale e agroalimentare. Siamo molto felici di essere presenti e di rappresentare l'istituto. Questa è una festa importante perché comunque ricorda le radici del territorio, l'agricoltura, il settore primario, che noi come banca teniamo tantissimo a sostenere. Nella filiale che è la più distante dalla direzione generale, ma anche qui la direzione generale ci tiene, e anzi soprattutto qui ci tiene a dire che siamo forti, presenti, a disposizione nel territorio che ci appartiene, che vogliamo mantenere e continuare a sostenere con forza anche in un periodo, soprattutto in un periodo come questo di grandi cambiamenti e di grandi difficoltà. Noi ci siamo sia per l'agricoltura, che è un settore primario, ma anche per tutti gli altri settori ovviamente.